Produzione discografica. Molti ci chiedono qual è il primo passo per avvicinarsi a questo mondo. Quello che mi sento di consigliare sicuramente è di partire con un buon brano. Cosa vuol dire? Vuol dire che il brano dal punto di vista autorale deve avere delle caratteristiche tali per cui viene premiata la coerenza dell'artista. Se un artista vuole trasmettere gioia, vuole trasmettere tristezza, vuole trasmettere un messaggio che ha in mente, sicuramente il testo e la melodia devono essere coerenti con quello che vuol dire. La prima cosa da fare quindi è registrare, fissare la canzone anche semplicemente con una chitarra a voce oppure con un pianoforte a voce. Perché? Perché se la canzone funziona, deve funzionare anche soltanto senza l'arrangiamento, ossia senza tutti quegli elementi e strumentazioni che vengono poi aggiunte durante la produzione. In un secondo momento si entrerà in studio con la band, con i musicisti o semplicemente con delle macchine elettroniche per realizzare la vera e propria produzione, ossia per dare al brano musicale quello che noi chiamiamo un sound, una sonorità, un mondo. Questo perché? Perché ogni pubblico che ascolta una produzione discografica è abituato ad ascoltare su YouTube, su iTunes, su tutte le piattaforme digitali che oggi si utilizzano, si aspetta un qualcosa che è legato al suo mondo. Quindi il primo step, diciamo, da superare è capire bene qual è il mondo che ruota attorno all'artista e in studio, attraverso l'ausilio di musicisti professionisti o meno professionisti o comunque che siano credibili, coerenti con quello che stanno facendo, realizzare questo progetto. Dopo aver completato tutte le registrazioni e quindi dopo aver capito quali sono tutti gli elementi che servono alla canzone per essere completata, si passerà alla fase del missaggio. Il missaggio, come dice la parola stessa, è una miscelazione di tutti gli elementi, di tutte le tracce in un'unica traccia ed è quella che noi siamo abituati poi ad ascoltare in versione definitiva. Una volta completato il missaggio poi si passa alla fase conclusiva che si chiama mastering. Il mastering è un processo tecnologico che consente alla traccia di essere ritoccato dal punto di vista proprio del suono finale, dell'equalizzazione, della compressione e, per dirlo in maniera molto semplice, è un processo che la rende ascoltabile come siamo abituati ad ascoltare le canzoni in tutte le piattaforme. Completato il mastering, a questo punto la traccia è pronta per essere distribuita. Verrà caricata quindi nelle principali piattaforme digitali quali Spotify, iTunes, YouTube e verrà quindi data la possibilità al grande pubblico di ascoltarla e, per chi lo vorrà, di acquistarla.